Innovazione tecnologica per un'amministrazione sempre più digitale, per un risparmio economico e di tempo, per una semplificazione degli atti e un accesso sempre più facile per tutti i cittadini. È la formula portata avanti dal ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e ora messa in pratica anche in Veneto grazie al protocollo d'intesa tra lo stesso ministro e l'Unione regionale delle province del Veneto, firmato venerdì scorso a Padova. In pratica verranno avviate sperimentazioni tecnologiche congiunte, banche dati, implementati servizi online così come gli albi pretori, utilizzate le mail certificate, la firma digitale o i pagamenti elettronici. Il tutto in stretta collaborazione con il supporto del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e secondo l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione. Abbiamo deciso di sottoscrivere questo protocollo d'intesa con tutte le province del Veneto sui temi della trasparenza, della valutazione, della meritocrazia, dell'ICT, Information Communication Technology, dell'applicazione del codice dell'amministrazione digitale, della semplificazione. Cioè questi tre ambiti fondamentali che poi sono la stessa cosa, cioè far funzionare la pubblica amministrazione dalla parte delle famiglie e dalla parte delle imprese. Parliamo di posta elettronica certificata, eliminazione della carta, albo pretorio online, sportelli online, certificati online, bandi di concorso online, e cioè ormai la modernità che entra nelle case dei cittadini, entra nelle imprese e entra anche negli uffici burocratici. Questo dunque è il protocollo e l'intento governativo, ma in Veneto siamo pronti ad una simile rivoluzione tecnologica? A risponderci è il presidente della provincia di Treviso. Sicuramente sì, sull'albo pretorio noi per esempio siamo già dal 1° gennaio, per legge era l'albo pretorio. I servizi, i bandi ormai sono tutti online, adesso anche per quanto riguarda i tesserini pesca caccia stiamo predisponendo l'atto via online. La parte più importante è sportello unico stanno svolgendo le province e su questo ovviamente anche questo abbiamo già iniziato, servizi sui certificati e rilasci e autorizzazione di rifiuti, la parte che riguarda questo il pubblico, dall'altra parte bandi e urbanistica, la cartografia tecnica è tutta predisposta nella banca dati della provincia di Treviso, dato unico consultabile a tutti i comuni. Questi sono servizi che alla fine risparmiano migliaia e migliaia di euro, milioni di euro per un ente come la provincia di Treviso. Se guardiamo il Veneto sono decine di milioni i risparmi per le istituzioni e per i cittadini. Eppure, di fronte a tutti, già da ieri le falle di un sistema ancora in via di rodaggio. Dal 1° febbraio, infatti, è entrato in vigore l'obbligo di trasmettere online i certificati medici, con tanto di sanzioni per i medici che non utilizzeranno la rete. E il portale apposito istituito dal Ministero dell'Economia non ha retto l'impatto ed era bloccato per tutta la giornata. Tanto che i medici aderenti alla FIMG hanno avvertito i prefetti del Veneto del disservizio con un telegramma. Un sistema dunque ancora da rodare, tanto che il Ministero ha rassicurato i medici che le sanzioni non verranno comminate se non a chi proprio non intende avvalersi del sistema.